Nella tarda mattinata di sabato 10 settembre il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ha inaugurato con il taglio del nastro tricolore la conclusione dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare Dante Alighieri di Pradipozzo. I lavori, come hanno ricordato l'assessore all'istruzione Ivo Simonella e l'ingegnere Guido Anese, hanno riguardato l'adeguamento della scuola alle recenti prescrizioni normative, il miglioramento della fruibilità della struttura da parte delle persone diversamente abili, nonché un complessivo miglioramento dell'isolamento termico del fabbricato. Con l'installazione infatti di ulteriori isolanti termici su pareti e soffitti sarà garantito un aumento delle prestazioni energetiche, con conseguente riduzione delle dispersioni termiche, una riduzione dei consumi di gas da riscaldamento e quindi delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. L'assessore Ivo Simonella, a margine della inaugurazione, non si è sottratto alla domanda di un cittadino della vicina Lison, il signor Lucio Bernardotto, il quale ha chiesto come mai non sono stati predisposti una serie di pannelli fotovoltaici sul tetto di questa scuola per contenere maggiormente i costi energetici. L'assessore, condividendo l'osservazione fatta, ha risposto dicendo che per realizzare tale progetto il comune di Portogruaro avrebbe dovuto stipulare un mutuo con una banca, ma ciò non è stato possibile perché il patto di stabilità impedisce agli enti locali, pena ulteriore tagli ai trasferimenti, di accendere mutui. L'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Luigi Villotta, nel suo intervento iniziale ha sottolineato l'importanza dell'inaugurazione di questa scuola, la quale rappresenta, nel suo significato più ampio, un elemento fondante del futuro, non solo di chi oggi la frequenterà, ma soprattutto perché è alla base della formazione del cittadino del domani. Sono stati soldi ben spesi quelli destinati a questa scuola, ha concluso Villotta, e tale convinzione è stata condivisa anche dal sindaco di Portogruaro, il quale ha detto che da quando si è insediata la nuova amministrazione comunale, questo investimento è stato quello più importante e forse l'unico che l'amministrazione comunale è riuscita a portare a termine e che purtroppo non ne verranno realizzati degli altri se non cambieranno le regole del patto di stabilità. Parlando di questa scuola, il sindaco ha poi aggiunto: questa è una scuola, dopo la visiteremo, come diceva prima l'assessore Simonella, non siamo riusciti ancora a cambiare gli arredi, non siamo riusciti a fare il nuovo ingresso, abbiamo ancora alcuni lavoretti da fare, però è una scuola importante, nel senso che avrà una palestra, avrà la sala mensa, avrà la sala computer, ha 4 aule, ha una serie di servizi e assieme alla scuola materna di Pradipozzo noi crediamo di aver dato risposte importanti a questa frazione, che se lo merita per la pazienza che ha avuto per realizzare questo tipo di intervento. Questo è l'ultimo intervento che noi abbiamo fatto rispetto alle scuole di tutto il comune di Portogruaro. Quindi a me spetta anche il compito di ringraziare tutti voi per la pazienza che avete avuto e per la, come posso dire, fiducia che avete avuto nei confronti dell'amministrazione e oggi, per fortuna, nonostante le difficoltà, inauguriamo una scuola che è il fondamento per poter far rivivere questa frazione. Senza le scuole, senza il medico, senza la parrocchia, senza i servizi, le frazioni non vivono. Attraverso la scuola noi riusciamo a mantenere i cittadini a Pradipozzo, a ampliare il numero degli abitanti e aumentare anche il numero di servizi. Questa mattina poi impiantiamo anche un albero che è anche il segno di che vogliamo continuare questo sforzo e questo lavoro. L'albero cresce, si allarga in altezza, in larghezza ed è un segno di, come posso dire, di vita, di crescita e noi vogliamo che questa frazione cresca. La cerimonia del taglio del nastro è stata anticipata dalla messa a dimora di una pianta nel piazzale antistante la scuola, operazione che ha visto attivo in prima persona il sindaco Bertoncello. Devo fare un
È la sabbia che ha lì. Là è la terra, Lo sicuro in posto da Gerusalemme. Esatto. Caricatore. Esatto. Grande l'entusiasmo dei più piccoli quando hanno potuto visitare l'interno della scuola, mentre gli adulti hanno apprezzato i lavori di ristrutturazione portati a termine dalla ditta veneziana Restauri Costruzioni, che ha anche offerto il rinfresco.